Singa, non ti stai trovando bene con queste batterie a litio? Ti dirò ragazzo, sono le prime batterie a litio che provo, queste della DS Tech, non so le altre come funzionano, però queste mi ha lasciato veramente senza parole, cioè ma inutile raccontarcela, hai visto dal video cosa ho provato a fare per buttarle giù. E tieni conto, oggi c'è un pochino di sole, e vabbè, complice anche i super pannelli che ho, ma le batterie sono sempre al 100%, ho attaccato computer, inverter, tutto quanto, ma niente, non si spostano dal 100%, anzi prima erano che staccavano perché sì, non potevano più caricare i pannelli e adesso stanno, ecco, beh, a dire la verità, stanno caricando a 1 ampere, quindi sì, non proprio 1 ampere, diciamo il consumo del computer, aspetta che spengo la caffè, il consumo del computer più un pelino di mantenimento, quindi sta caricando 11 ampere circa, il computer più o meno consuma 10 ampere, computer più inverter. Certo che non potrò parlarti sempre dell'impianto, del mega impianto a litio che ho adesso, che tra l'altro è anche quello temporaneo, perché quello definitivo che è stato proposto dalla DS Tech è 400 ampere, non i 200. I 200 me li hanno dati intanto per provare, perché sono diversi tipi di batterie, e per fare anche il famoso test. È vero che 200 ampere di litio sono il doppio di 200 ampere di AGM, e là sì, ti avevo già risposto, comunque te lo riconfermo. Sono più del doppio, sono più del doppio, fidati. E le mie AGM sono state anche ricontrollate da Mirko, sono veramente perfette, funzionanti al 100%, però l'usabilità effettivamente, cioè la pratica, l'energia disponibile, chiamala come vuoi, senza la paura di dover scendere troppo e rovinare le batterie, è veramente nulla in confronto alle litio, quello sì. Certo che, amico mio, non mi sono mai contraddetto nella storia del canale perché non ne ho avuto mai l'occasione, il modo, per fortuna, insomma, perché le cose, sai, prima le penso, le studio, le pondero e dopo le faccio e le dico, ma diciamo che adesso c'è stato un aggiornamento. Adesso siamo passati al litio, è una cosa che veramente mi ha stravolto il camper completamente e quindi cambiano molte abitudini, cambiano molte cose e soprattutto cambiano molte convinzioni e molte insomma, prima io ti dicevo che assolutamente non avrei mai potuto tenermi il frigo a compressore in quanto devo lavorare, eccetera, eccetera. Allora, questo è verissimo, continuo a confermarlo all'infinito, ok? Che per il mio tipo di attività che faccio, perché sì, ok, vivo in camper, ma questo è più l'ufficio, ok? Per me il fatto di vivere in camper è una cosa secondaria. Per me come utilizzo del camper è cosa importante, per me è che questo sia un ufficio, un laboratorio informatico, chiamalo come vuoi. E quindi ok, valido tutto quello che ho detto, però accidenti, con le batterie al litio e soprattutto con l'ACDC là che mi hanno montato, che tra l'altro è quello piccolino che carica 30 ampere, vedo che ovviamente posso permettermi il frigo a compressore e comunque in ogni caso basterebbe tenere una monata acceso il generatore o comunque quando ti sposti per caricare l'acqua ti ricarichi quel tanto che basta per farti andare alla grande il frigorifero, hai capito? Sì, non è appunto solo un discorso di capacità, è proprio anche un discorso di ricarica, tempo di ricarica, porca miseria. Vedo che anche con i pannelli incredibilmente sono veloci, eppure i pannelli caricano come sempre, solo che qua in mezza mattinata, dopo ho iniziato anche a preoccuparmi, ho sentito anche il tecnico della DS Tech, perché ho detto non si sa mai, che mi scioppa per aria tutto quanto, cioè che mi scoppia le batterie, perché eravamo arrivati quasi alla fine, cazzo caricavano a 20 ampere, cioè le batterie erano 97-98% che caricavano a 20 ampere, io ho detto porca miseria, cioè sì ok stavano scendendo, però insomma mi preoccupava perché le altre iniziavano a rallentare ben prima, insomma, cioè tu andavi a caricare in mantenimento tipo a 4 ampere 5 per ore, quindi le batterie effettivamente non erano neanche mai piene, no? Hai capito? E stracontento ragazzi, adesso vabbè ripeto, non è che voglio fare tutte le puntate sulle batterie al litio, però cioè, è una cosa che mi ha stravolto tanto, cioè, e aspetta le prossime, perché effettivamente adesso le 400 ampere cosa me ne faccio? Cioè non posso raccontarti come sto vivendo e lavorando con le 200 ampere perché sono ultra sovradimensionate, ok? Per quanto tirano dentro i pannelli
e per il tempo che sto dentro in camper, perché sai, inizia adesso a essere primavera e quindi stai più tempo fuori, meno al computer, il riscaldamento che va molte meno ore, cioè magari va giusto un po' la notte. E quindi sì, i consumi sono decisamente ridotti e le entrate grazie al sole sono infinitamente superiori. Quindi vedremo il test più importante, lo vedremo quest'inverno e non c'è altro da fare, insomma. È vero, sì, ok, tu mi dirai, beh, sì, non l'hai già fatto perché hai staccato i pannelli, no? Sei stato 2 giorni senza pannelli, per carità, è vero. Però lì ho fatto un test, proprio ci ho messo l'anima per consumare le batterie perché dovevo andare avanti con le mie cose, no? E anche con gli altri video, cioè non potevo impiegare 2 settimane per fare un video, hai capito? Cioè mi serviva finirlo il prima possibile per poi continuare la mia vita, i miei lavoretti e tutte le mie cosine e gli altri video. E però invece quest'inverno ovviamente eh, lavorerò con parsimonia in termini energetici, cioè non con- oddio, come posso spiegarvi? Non lascerò l'aspirapolvere andare chissà quanto tempo, non lascerò le luci inutili accese, hai capito? In più ringrazio anche il pannellino della DS Tech che mi ha fatto vedere quanto consumano ogni pulsantino della centralina, no? In modo tale che sì, decisamente quest'inverno durante la notte spegnerò tutti i servizi inutili. Poi ho in mente anche una cosa, una bella genialata, ovviamente non adesso perché, vedi, se ascoltavo gli hater che parlavano del reddito di cittadinanza e quelle cose, io effettivamente non avrei buttato via 10.000 euro di medici, visite, medicine, cioè con tutte le esenzioni che avrei potuto avere. Vedi, purtroppo sono arrivati tardi questi hater, però seguirò magari il loro consiglio, vedrò di informarmi un attimo adesso per tutte le esenzioni possibili, quindi vi ringrazio, siete stati veramente molto gentili e adesso inizierò appunto a seguire i vostri consigli. E una volta che le mie finanze saranno ritornate un po' normali, pensavo di prendere un altro inverter, perché ho detto adesso ci ragionerò meglio con Mirko e magari con l'aiuto anche di Diego, ma ho detto ma scusa un attimo, se l'inverter lo accendi a comando, ok? Uno può avere anche 2 inverter, ok? Perché il mio problema del mio inverter è che io volevo quell'inverter lì per un discorso di qualità e sicurezza, ok? Quello è un inverter da casa che può stare acceso 24 ore al giorno tutti i giorni, però di contro ha che se io lo voglio a 12 volt, il 12 volt lo fanno solo da 1 kW, ok? Quelli più grandi sono tutti da 24 volt e a me non andava bene per tante cose. Però ho detto scusa un attimo, non possiamo mettere un altro inverter ancora da 2500 watt o anche di più per attaccarci il clima e il microonde? Cioè, perché d'estate che c'è tutto sto spreco di energia, hai capito? Anche adesso sono sotto il sole, i pannelli potrei usarli tranquillamente sotto inverter. Dopo vedo che il sole inizia a calare, allora vedo quanta batteria mi resta, eventualmente spengo. Però guarda che questa del secondo inverter è una genialata, solo che non so quanto costi un inverter. Eventualmente se qualche azienda di inverter vuole approfittare di avere la sponsorizzazione, diciamo, mi può mandare un inverter, così accorciamo anche i tempi. E sanno che il test che io farò con questo inverter sarà ovviamente alternato un forno grill e microonde e un climatizzatore che nel caso specifico è un Dometic FJ 1700. Prima o dopo, ragazzi, se fattibile, ma non vedo perché non dovrebbe essere fattibile sta roba, cioè tecnicamente parlando, per quanto ignorante sono, la si farà. Perché, ripeto, scusa, se l'inverter lo accendi a comando, quando è spento è come non esistesse, quindi se uno è spento puoi accendere l'altro, non vedo nessun tipo di problema, anche perché saranno 2 linee separate, cioè nell'altro inverter pensavo, se possibile, fare 2 linee separate, se no non lo so, mettere proprio solo il forno e il clima, e mentre con l'inverter di qualità, chiamiamolo, mettere il computer e quelle cosine là. Eccolo. You understand? Please for me.
zingari!